La nebbia, la pioggia, l'umido, il freddo, gli 800 metri di quota non hanno scalfito lo spettacolo dei campionati italiani di ciclocross che si sono disputati nel fine settimana a Monteprat di Forgavia. L'organizzazione, affidata alla DP66, la società sportiva di Luisa e Daniele Pontoni, ha fatto le cose in grande ed è stata ripagata con risultati di assoluto spessore sul piano sportivo. Il friulano Nadir Colledani ha vinto il titolo italiano Under 23 correndo da profeta in patria praticamente sulle strade di casa, essendo lui originario di Castelnuovo del Friuli ed essendo allenato dallo stesso Daniele Pontoni. Colledani, con una cavalcata solitaria dal primo all'ultimo minuto di gara, ha fatto impazzire letteralmente i propri fan accorsi numerosi sul circuito di Monteprat. E non solo Colledani ha regalato emozioni agli appassionati friulani, perché anche Sara Casasola, pur arrivando solo seconda nella gara tra le juniores femminili, ha dato spettacolo inscenando un duello fino all'ultimo giro con la rivale Francesca Baroni. Tra le friulane, titolo anche per Elisa Rumaz, originaria di Salte di Povoletto, che corre per il team Grand Zone di Remanzacco, e titolo anche per Paola Maniago nella categoria Master Woman 2 e per Chiara Selva nella categoria Master Woman 1. Nella prima giornata, infine, anche Simone Cusin del Cycling Team Friuli, compagno di squadra di Paola Maniago, aveva conquistato un prezioso titolo italiano nella categoria Master 1. Per Cusin, che ha vinto anche il Giro d'Italia di recente, dominando la sua categoria, è stato un successo eccezionale. Alla fine della 2 giorni di Monteprat, i complimenti sono doverosi per tutta l'organizzazione e adesso si sogna addirittura il mondiale.